distanza che non mi lascia mai. Così stanotte ti faccio parlare, anche se ora non ci sei. E non ci sono i tuoi silenzi, neanche le bugie. Però come ho tutte le tue voglie, perché le ho portate via. Vivo momenti così diversi, cerco quello che era mio, il futuro, i brividi, anche l'orgoglio, cancellati come te. Mi ricordo di te, mi ricordo di te, mi ricordo di te. Ci sono i tuoi silenzi, neanche le bugie, però come a tutte le tue voglie, perché le ho portate via. Mi ricordo di te, anche la mia vita. Mi ricordo di te, sembra normale. Mi ricordo di te, verso il paradiso. Ora che mi tieni sveglia con la tua felicità, con i sogni ad occhi aperti su di un mondo che verrà, quel bisogno di far male anche a chi voleva te, tu che non hai chiesto scusa, che eri forte più di me. Mi ricordo di te, 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 mi ricordo di te. Buonasera a tutti, benvenuti a un'altra puntata del Calcio e Servito. Io al mio fianco c'ho Daria, non ce l'ho più Daria, non ce l'ho stasera Daria, c'ho la bella Alessandra. Alessandra, salutiamo Daria. Ieri sera Daria era ospite a Sport Italia da Pedulla, è andata a rappresentare Paesano TV. Noi siamo ben contenti di intraprendere una collaborazione con questi amici di Sport Italia. Un saluto al Pedulla, ci ho parlato per telefono ieri sera, subito dopo la trasmissione, mi ha invitato per la prossima settimana, saremo lì sicuramente con Daria. Allora, un bel applauso alla location che ci ospita, la Parlantina Disco Pub, no, discoteca Parlantina, lì no? Sì, una discoteca, una sala da gioco, un locale per compleanni, per feste private, quindi tutti quanti alla Parlantina. Bene, allora partiamo subito. Io ho anticipato un poco perché ognuno il suo mestiere, questo è il mestiere di Daria e Daria questa sera non c'è. Allora iniziamo subito a presentare questa sera un po' gli ospiti e lo staff che ci accompagna. Dalla mia destra Sabrina Di Maso, un applauso. Viene da Acciaroli, dove noi andremo a giocare la prossima partita, Francesca Sorrentino. Buonasera. Reduce dai lavori di Varlo,
e della Gerbison, Mago Magiba. Contento per il risultato tennistico del Napoli, Emanuele Siciliano. Buonasera. A mio fianco, l'abbiamo già presentata prima, ma diamo un applauso ad Alessandra Dorsi. Abita sotto il Vesuvio. Quando vado a casa sua dico: Alessandra, stiamo bene qua, vero? Sì, è vero. Bene, ok. Vestito di rosso e nero, forse lo fa per me. Lino Mirandi. Buonasera. Calciatore della mia Capaccio-Pesto, Francesco Marra. Bomber Ariete della mia squadra e il pupillo di Mago Magiba. Un applauso. L'unico difetto di questa che presento adesso è che è juventina. Carmen Pecce. Buonasera. Anche l'altra juventina infatti è vestita di bianco-nero, Maria Rita Di Nicuolo. Adesso dobbiamo fare tutti un applauso al nostro fotografo ufficiale Nicola. Bene, ok, allora, pagella del direttore divisa a metà, così ha scelto Lino questa sera. Stasera ho voluto dare a Francesca i voti dallo 0 al 5, dal 6 al 10 a Sabrina. Bene, allora inizia Francesca Sorrentino. 0 ai dirigenti del Sant'Antonio Abate per le scene del Far West nel dopo partita con la Battipagliese. Non la smettiamo mai di fare queste stupidate ancora. Siamo nel 2012 e ancora in Serie D si vedono queste scene da Far West. Smettiamola e cerchiamo di essere d'esempio per i tanti giovani che accorrono allo stadio. 1 al silenzio stampa con la Juve ingiustificata. Io voglio dire al dottor Conte, la smettiamo di fare la vittima, d'accordissimo che la Juve finora ha fatto più di quanto doveva, ma se l'allenatore della mia squadra si permettesse di dire una cosa del genere, io lo reputerei un pazzo, perché questo non fa crescere la squadra, anzi i calciatori credono che ormai sono arrivati al massimo e non possono dare di più. Che la Juve abbia dei limiti tecnici lo sappiamo, che ieri ha fatto una grande partita a Genova, ma le grandi partite, anche il Milan con la Juve aveva fatto una grande partita e si è ritrovato con 1-1. Mi fa ridere Conte quando dice: se il gol di Pepe fosse stato convalidato la partita cambiata. Anche il gol del Milan, il 2-0, cambiava la partita, non c'era più bisogno del calcio di rigore dopo. Perciò cerchiamo di essere equi, cerca di essere tranquillo come lo sei stato con la tua parrucca. È una battuta che faccio, ma fai l'allenatore che lo sai fare, evita di fare il chiacchierone. 2 al Mago che non ha mantenuto la sua promessa sulla farfallina. Mago Magiba poi dopo ci dovrà rispondere lui. Non ha mantenuto ma non solo non ha mantenuto questo, non ha mantenuto nemmeno la promessa di andare al banco per aver perso la sfida con il Salerno Calcio. Poi dopo risponderà lui. Prego. Quando Berlusconi voleva cambiare l'istituzione scuola, l'Italia si è rivoltata, i sindacati si sono rivoltati, i comunisti si sono rivoltati. Il guaio del mondo sono proprio quando si va a politicizzare le istituzioni. La scuola italiana è ferma al 1860 e allora è il momento di cambiare, assolutissimamente. Perciò non c'è Berlusconi e Bersani che reggono. Cambiamo, altrimenti i nostri giovani saranno sempre considerati studenti non di secondo livello, di 10° livello. 4 all'Atletico Cava che cade al mercato San Severino. Città della Cava, non Atletico Cava. Bene, Città della Cava che cade a San Severino e prende la seconda posizione. Contenti noi, tifosi tutti quanti
del nostro Cilento e dei Delfini, che a questo punto manca poco per la grande festa dell'Agropoli. 5 ad Angelo Alessio, che all'esordio sulla panchina della Juve non va oltre il pari a Genova. Angelo non sarà certo colpa o merito di Angelo, certo è uno che lavora per la Juve, un 5, come esordio voglio dire non è male, sicuramente l'ho visto molto teso, però io Angelo lo conosco molto ma molto bene, non dimentico mai quel giorno che l'Avellino lo chiamò, lui era il bagnino del Lido Cerere e io ero il suo aiutante, quel giorno che ci lasciò e gli dissi: Angelo, il primo gol lo dedicherai a noi. Infatti purtroppo il primo gol che ha fatto Angelo tra i professionisti l'ha fatto al mio Milan. Capaccio Pestum in zona playoff. Quanto gli abbiamo dato però? Non l'abbiamo detto? 6. Capaccio Pestum queste sono pagelle fatte da Lino che io non so, io le commento al momento. Ci ha dato solo un 6, bene, ok, mi sta bene, 6 al Capaccio Pestum in zona playoff, speriamo di mantenere questa posizione. Bravo ai ragazzi, ma non montiamoci la testa perché il cammino è lungo e tortuoso ancora. 7 a Mago Merino, che lascia qualche speranza alla Nocerina. Il nostro amico Merino, che quest'anno gioca con gli amici di Nocera. Proprio ieri saluto Francesco Mascolo da Nocera, che proprio ieri mi ha chiesto la maglietta di Merino. Io quello che posso fare, Francesco, l'unica cosa che posso fare, posso chiamare il mio amico Corrente e chiedergli di farti avere una maglietta di Merino. Di più non posso fare purtroppo. Forza Merino. Deve essere contento Raffaele, che l'anno scorso lo ha intervistato, 2 anni fa, no, quando è stato? L'anno scorso a Salerno, lo ha intervistato un giorno che aveva fatto un Eurogol a Salerno. Merino, dopo Emanuele, Merino sicuramente sarà il valore aggiunto di questa Nocerina, ma non so la squadra del mio omonimo Gaetano Auteri se sia ancora in tempo per salvarsi. 8 a Biancolino, che dà la vittoria a Salerno. Biancolino, lui è uno di quei calciatori che veramente vale il biglietto, è un grande giocatore, è stato un grande giocatore, sta dando una grande mano, ma io da tifoso della Salernitana spero, Salernitana, io parlo sempre di Salernitana, non di Salerno Calcio, dico che quest'anno dobbiamo chiudere questa pratica nel più breve tempo possibile. Poi dico ai tifosi, leggo su Facebook ovunque, stiamo calmi, non facciamo voli pindarici, l'anno prossimo siamo già in C1, siamo già in Serie B, calma, le grandi cose si costruiscono dal basso. Il Napoli è ripartito dalla C, adesso il Napoli, e voglio fare voglio dire la mia su questo, caro Conte, la vera antagonista del Milan quest'anno non era la Juve. Se il Napoli non stava in Champions, il Napoli sarebbe stata la squadra molto ma molto vicina al Milan, perché la squadra più forte del campionato in Italia è sicuramente il Milan, ma subito dopo io metto il Napoli. 9 a Senecchi, con la doppietta dà salvezza alla Gerbison. Il grande Senè è la gioia di Vallo della Lucania, è la gioia di mister Santosusso, è un gran giocatore, io ho avuto il piacere di vederlo all'Opera quest'anno, abbiamo fatto un amichevole con la Gerbison e sicuramente è un gran giocatore. Tenetevelo stretto e cercate di costruire intorno a Senè una grande squadra, perché con pochi innesti alla prossima Gerbison può puntare alla vittoria del campionato. 10 al presidente Cerruti, per l'organico messo a disposizione da Tupisco. Il presidente Cerruti veramente sta facendo qualche cosa di importante, lascerà un solco importante ad Agropoli e si attesta sul podio che adesso su questo podio c'è il grande e compianto presidente di Luce, Nicodemo, che ha fatto molto bene, Don Peppino Canfora, Barlotti, i fratelli Barlotti, Enzo e Nando,
voglio dire, lui sta arrivando anche lui sul podio e portare la capitale, mi picchierà Giovanni dire che la capitale del Cilento non è Agropoli ma è Vallo della Lucania, portare Agropoli in interregionale in Serie D sicuramente sarebbe ed è un grande risultato. Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Ok, benissimo. Allora facciamo arrivare immediatamente il microfono ad Emanuele Siciliano che prima mi voleva stoppare e adesso ha la parola. No, non ti volevo stoppare, 2 anni sono passate le interviste di Caffè Appennino, non ti volevo stoppare. No, 2 anni, bene. Erano 2 anni. Bene, quando andavamo a fare la partita... 2 anni e mezzo. Bene, ok. Alessandra? Arriviamo immediatamente, allora volevo che Giovanni si difendesse, ti ho attaccato prima, vai. Tu mi hai attaccato sulla farfallina? Sulla farfallina e poi sul fatto della cena che l'hai persa. Perché l'ho perso? Hai perso perché il Salerno Calcio ha vinto il ricorso. Era come dicevo io. Vuol dire che pagherò. Ecco, un applauso a Giovanni che ha perso la scommessa. Faccio lui Totò. E io vado. Giovanni, sei d'accordo con queste pagelle? Sì, sulla farfallina mi dispiace per le ragazze qui, ma che sta farfallina? è finito. Ma che cos'è sta farfallina? La farfallina di bene. Io la stessa donna, a tutti i miei clienti che venivano nel negozio, gli regalavo la farfallina di bene. Quante farfalline tiene sta bene? Una. I suoi clienti sono Però c'è la linguine. Okay. È lì il problema. Okay. Ne ho fatto tanto a lingue, tanto sulle spalle, tanto sul seno. È andata bene. E attendo che c'è Ariete qui che vorrebbe fare il tuo mestiere. Ariete mi ha fatto incazzare il suo allenatore. Perché lui deve fare 18 gol e me lo può mettere in porta. Ma con la juniores, non con la prima squadra, con la juniores, non con la prima squadra. Che ci azzecca? Che ci azzecca? Deve fare i gol e basta. Ufficiale, poi ve lo ribadirò anche dopo aver consultato vicepresidente, presidente e società, non gioca più con la juniores adesso deve pensare solo ed esclusivamente alla prima squadra. Allora, io con Ariete ci ho detto sospeso. Una cena? A lume di candela? No, una cena. E se lui non va a giocare, ma è gol, come è facile? Lo so, hai ragione. 1+1. Quanti gol? Nel Cilento, la palla locale, fa sempre 2. Quanti gol ha fatto Gaetano? Dopo glielo chiediamo, ci arriviamo. Emanuele, queste pagelle? Sì, sono d'accordo, solo il 6 al Capaccio messo non sono d'accordo. Un po' basso? Molto basso perché, non fa niente, non ti preoccupare, perché secondo me state facendo un ottimo campionato. Io ho auspicato a te, sono convinto che andrete a fare la finale di questi playoff, anche se tu dici playoff, tu stai 10 punti dalla quinta, secondo me sei matematicamente nei playoff, perché la squadra e l'organico lo consente. Secondo me il 6 è molto basso, merita un bel 9 secondo me, sia come organizzazione societaria e sia come squadra e sia soprattutto perché avete fatto ritornare la gente a Capaccio allo stadio che mancava da molti anni, vi faccio un complimento. Bene, grazie. Linos Productions. Allora queste pagelle, spiegami, mi hai messo un po' in difficoltà. Allora, visto che mi chiedi sempre di volare basso per il tuo Capaccio, ho voluto mettere 6 al Capaccio. Ma non è lì che ti dico. Perché io penso che Capaccio può ancora rosicare qualche punto alla prima in classifica. Ora sono 10 punti dall'Empoli Mare, però credo che ancora vi potete avvicinare anche al secondo posto. Sì, vabbè. Andiamo avanti, Lino. Passa avanti alla prossima squadra. Allora, poi abbiamo stravolto un po' il programma, volevo far leggere il programma da Alessandro. Va bene, ok. Subito. Marra, Francesco, due partite che stai giocando, la tua sensazione com'è? Sta là? Tutto bene, a parte le fan che ti stanno seguendo. Allora com'è la situazione? Tutto bene. Tutto bene, solo una parte non va bene, vicepresidente. A scuola, secondo me la cosa è tragica qua. Il mister mi ha dato 2 opportunità. E tu? Penso che l'ho saputo sfruttare. Bene. Vedi, sta prendendo piede la cosa, sta iniziando a sciogliersi il piano. Un applauso, vedi? Mago Braccino. Allora, Ariete. Sono d'accordo sulle pagelle delle ragazze, però sono d'accordo anche
sul richiamo che ha fatto Emanuele del voto al Capaccio verso 2006, perché comunque noi ragazzi, noi giocatori ci stiamo dando l'anima per conquistare questi playoff e ci meritiamo un bel voto, penso. Bene, ok, allora Alessandra, programma della prima tornata alla Serie D. Salerno vede la C, Battipagliese scende la Far West a Sant'Antonio, Gelbison col Sara in Calabria. La Gelbison ha vinto 4-2 in Calabria, Gaetano, una partita bellissima che ho avuto modo di vedere, passata in vantaggio con uno splendido gol di Viciconte, poi ancora un altro gol, Eurogol direi di Senè, Sica e ancora Senè, 4-2 che la dice lunga su questa Gelbison. Se la Gelbison si dà inizio fosse stata guidata da Santo Suosto sicuramente avrebbe qualche punto in più. Ora ha 5 punti dei playoff e 5 punti dei playout e credo che sia messa in ottima posizione. Domenica prossima ospitiamo il San Antonio Abate a Valle Lucania e quindi con una vittoria credo che abbiamo chiuso questo campionato. Io voglio fare un elogio ai ragazzi della Juniores perché con il 3-3 conquistato con il Campania a Valle Lucania si mettono a +5 sul Campania e mancano 4 giornate alla fine del campionato e vincere un campionato Juniores a Valle Lucania è una cosa davvero molto importante, perché l'anno prossimo sulla scia di questa vittoria del campionato Juniores già si hanno gli under in casa e si può fare una super squadra per la conquista del campionato. Un campionato che devo dire veramente con un finale da thriller, basti pensare che l'Interreggio è stato fermato a Noto e il Cosenza ha vinto 1-5 fuori casa, quindi io vedo proprio favorito il Cosenza Calcio per la conquista del primo posto e devo dire che se non avesse avuto la penalizzazione il primo posto sarebbe appannaggio del Messina, perché il Messina devi sapere che ha avuto 7 punti di penalizzazione in questo girone, quindi sarebbe al primo posto a pari punti con l'Interreggio. Salerno Calcio, grandissima vittoria, un grandissimo colpo di testa sul calcio d'angolo di Biancolino, il Marino ha vinto e quindi è sempre a 6 punti la Salerno Calcio, però mancano 8 giornate e credo che finalmente Salerno possa riconquistare la Serie C agognata. Emanuele. Allora, io ti faccio il riassunto veloce dei gironi. Il girone della Salernitana, vabbè, non ci sono dubbi, la Salernitana vincerà il campionato e quindi qua non ci sono proprio... Non ci piove. Il girone dell'Interreggio e della Gelbison, attenzione, secondo me, come diceva Lino, il Cosenza lo può vincere perché sono 6 partite consecutive che vince e come organico è una delle più forti. Anche i fratelli Fiore che è stato in nazionale, ex giocatore di Serie A. E attenzione al Messina anche per i playoff. Poi l'altro girone io vedo favorito l'Ischia che ha vinto 2-0 di nuovo e ricordiamo che è un bomber Sergio Ercolano, un maestro della categoria, diciamo, ha fatto l'ennesimo gol, 13° gol stagionale e secondo me è la vera favorita. La Casertana secondo me si deve accontentare solo dei playoff. E adesso passo la linea a Giovanni. Io come al solito non faccio commenti ma non sentenze. Sulla Salernitana, vabbè, un mese di anticipo veramente vince. La Gelbison andrà ai playoff e l'Interreggio vincerà il campionato. La Casertana non c'è andrà ai playoff. Sì, la Casertana andrà ai playoff. Vorrei dire 2 parole per la Paganese. Ha incominciato a galoppare di nuovo. Francesco c'è. Allora Alessandro, no, non c'è più però il mio amico Grassadonia. Il tuo amico Grassadonia porta Sicci. Va bene. C'è inguaiata Salernitana l'anno scorso e c'è inguaiata la Paganese che sta. Ma io l'avevo spiega proprio. Ma io l'avevo scelto come allenatore. Sempre spiega proprio. Sempre spiega proprio. Era inguaiato proprio. Era inguaiato. Anche Gaetano, se voglio aggiungere una cosa su questo girone, sì. attenzione alla Vigor Lamezia. Sì. La Vigor Lamezia sta a solo 2 punti, sta a solo 2 punti dal Perugia che è primo. Ha un grande giocatore che tu ricordi molto bene, Mangiapane, uno che in queste categorie qua ha fatto gol a bizzeffe. Ha fatto già 18 gol in C2 Mangiapane. Allora Alessandra, eccellenza.
Agropoli superstar, Città della Cava una sconfitta in attesa, Montecorvino al secondo posto, Carpazio ottimo pari. Bene, allora Emanuele. Per fortuna diciamo dell'Agropoli, io sono tifoso dell'Agropoli. Per fortuna dell'Agropoli sei tifoso dell'Agropoli. Per fortuna dell'Agropoli, sono contento anche io perché sono tifoso dell'Agropoli. La Città della Cava ha perso 4-1 al Mercato San Severino, dove andiamo noi domenica prossima, saremo ospiti noi del Mercato San Severino. Io credo che abbiamo messo una grande ipoteca su questo campionato. E voglio fare complimenti a mister Tudisco, soprattutto proprio l'Agropoli ieri vinceva 1-0, è rimasta in 10 dopo un quarto d'ora, ha dominato la partita al secondo tempo con un Eurogol di Di Giacomo, di nuovo di testa, giustamente, ha vinto una partita importantissima, secondo me 10 punti sulla Città della Cava e 9 punti sul Montecorvino Campagna, che vengono tutte e due da Agropoli, secondo me è un passo importante. Ci siamo, grandi ragazzi. Bene, Giovanni, le stelle che dicono? Ma mi ripeto, sono mesi, sto dicendo che la Coppa vincerà Van Basten. Vabbè, questo lo sappiamo, ma le stelle hanno qualche altra novità, no? No, il Cava rischia di andare ai playoff. Addirittura? Sì. Ma ci vai ai playoff, forse la finale ferma. No, la finale non la vince proprio, no. Scarta la finale, non la vince. Sì. Gaetano, io invece ho due notizie di calciomercato per quanto riguarda il campionato dell'Agropoli. L'anno prossimo l'Agropoli ha messo a segno 2 colpi importanti, Manfredini ex Juve ex Lazio per quanto riguarda il centrocampo, mentre per la difesa tale Cirillo che gioca nel PAOK Salonicco con un blitz di mercato. Bruno Cirillo, il giocatore del PAOK Salonicco, con un blitz di mercato per Ceruti ha già la firma di questo calciatore. Ma noi devo dire qualcosa? Allora sì, Cirillo, grande amico di Ginio Serrapelli, che diciamo è un procuratore e sarà dell'Agropoli l'anno prossimo, questo è vero, l'ho sentito anche io. E anche Manfredini, ex Lazio, ex Lazio, sarà un giocatore dell'Agropoli anche lui l'anno prossimo. Poi dopo voglio dire una cosa volante. Vorrei sapere dopo il risultato esatto, tra 2 domeniche ci sarà la partita decisiva, Agropoli Città della Cava da Giovanni. Vabbè, alla fine, vai Nino. Poi ancora per quanto riguarda invece il secondo posto. Hai qualche altra cosa del calciomercato? Calciomercato. Non credo che hai qualcosa sul Capaccio Pestum perché non ne sa. Capaccio Pestum ho sentito dire che ci sono gli occhi di tanti operatori di mercato su qualche calciatore del Capaccio Pestum. Non ha nessun impegno. Ti arriveranno delle offerte, Gaetano. Dovrò valutare insieme al vicepresidente e al presidente. Comunque siete stati osservati, ci sono 2 calciatori. Parla dell'eccellenza. Eccellenza, la Calpazio, un pari bellissimo della Calpazio che finalmente si è messa sulla strada giusta e dopo tantissime sconfitte finalmente tanti risultati positivi per la Calpazio che ha messo da parte questo mese di febbraio veramente sciagurato. Stavamo sorridendo con Alessandra perché abbiamo visto una posa da Mussolini nel nostro fotografo. Allora io voglio fare i complimenti a Nicola Ruzzi perché veramente è un professionista esemplare e una bella chicca. La settimana prossima arriverà una nuova fotocamera per Dove arrivare la settimana scorsa. Però le spedizioni internazionali hanno fatto un po' di ritardo, Gaetano. Bene, Francesco, prima da Battipagliese non hai detto la tua sulla Battipagliese, te la faccio dire adesso. Battipagliese come la vedi? Vai ai playoff o no? Ai playoff è un po' difficile perché comunque è difficile, la squadra non la vedi all'altezza, mi sa, ti ho sentito qualche volta. State a sentire invece la Calpazio si salva facilmente. E il campionato lo vince l'Agropoli, la finale di questo girone chi la vince? La Città della Cava. Città della Cava. Bene, Ariel, la tua sull'eccellenza. Sull'eccellenza già avevo annunciato qualcosa, che l'Agropoli vincesse il campionato. Vabbè, questo era penso che era una cosa scontatissima. È come scoprire l'acqua calda. Mi aspettavo qualcosa in più dal Città della Cava. Però... Sì, sono d'accordo. Poi per la Campazio io ho detto una bruttissima cosa, però quel pari dà delle belle speranze per salvarsi. Bene, ok, va bene.
Abbiamo fatto anche una tirata d'orecchie a Daniele. Va bene, ok, andiamo avanti. Allora Alessandra, adesso io divento ospite come gli altri, voi mi farete le domande, possono fare tutte, anche le ragazze. Leggiamo gli argomenti e poi subito microfono ad Emanuele, al Mago, al Lido e a chi vuole intervenire. Vai. Eboli vola, Trentinara sulla scia, Capaccio Pestum non si vede. Sono molto sintetico su questo giro, secondo me l'Eboli Mare vincerà il campionato tranquillamente, perché poi 3 giocatori secondo me di categoria superiore. Io ho avuto modo di vederli contro di voi, anche se avete messo immeritatamente, però secondo me è una squadra attrezzata per vincere il campionato e lo vincerà. Vi faccio i complimenti sia a te dal tuo ingresso, secondo me te l'ho ripetuto l'altra volta. Io. Vabbè, a livello, secondo me hai messo un po' di ordine a livello dello spogliatoio, a livello dirigenziale sicuramente hai messo un po' di pulizie. Faccio complimenti a te, la società e soprattutto ai giocatori per il massimo impegno, come diceva Bomber la Riete prima. Io ho avuto modo di vedervi, state andando molto bene, sono contento e sono convinto che arriverete alla finale playoff. Facciamo anche i complimenti al mister. Mi auguro che la vincete, secondo me. Il mister fino adesso io non è che lo conosco molto bene, però ho visto qualche partita. Lo portiamo in trasmissione domenica. Secondo me non è che fate un calcio spumeggiante, sicuramente non fate un calcio spumeggiante, cioè praticamente vi accontenta del minimo, anche se io sono per un calcio più diverso, lui su 1-0, 2-0 si accontenta. A me non voglio essere critico, io dico la mia, tu mi hai detto di dire la mia, io dico la mia. Non è che voglio essere critico, ma secondo me per le potenzialità che ha questa squadra, secondo me può osare di più, perché è un'ottima squadra, può osare di più. Poi ti voglio fare qualche domanda a te. Hai vinto di nuovo. Veloci perché abbiamo quarto d'ora. Secco, hai vinto 3-0, sei convinto che ci siamo quasi per i playoff? No. Ci sono 2 partite ancora importanti, pesanti e dobbiamo ancora... Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia ancora, no. Un'altra domanda che pizzica un po'. Bomber a ridere all'Acropoli l'anno prossimo? Quarta serie? Glielo auguro, però ci devono dare un calciatore che sia almeno uguale a lui, o quasi uguale a lui. Perché secondo me lui è un ottimo giocatore. Io sei a proposito di questo che diceva Emanuele, di questo scambio veramente tra Margiotta e tra il Capaccio Pestum e l'Acropoli, si potrebbe concretizzare l'anno prossimo. Secondo me hanno parlato, ma con noi no. Secondo me Ariete di categoria, se vuoi farci grande in bocca al lupo, perché sei un ottimo giocatore veramente. L'ultima cosa che danno, poi passo la parola a Giovanni e Lino. Diciamo, io mi auguro che vincete i playoff e andate in quarta serie. In quarta serie addirittura ci fai fare il doppio salto. Doppio salto di qualità. Voi ci state pensando e ci avete pensato casomai per un ripescaggio, anche se non vincete playoff, per l'eccellenza l'anno prossimo? Facciamo un passo alla volta. Andiamo ai playoff, poi dopo si vede. Direttore, io faccio una sola domanda al direttore e al vicepresidente lì. Adesso che voi vincete, perché voi li vincete i playoff, il premio partita, il premio promozione calciatore, che gli date? Una mangiata, una bella pizza e a tutti a casa. Un viaggio in Romania, detto il vicepresidente. Il castello e neanche Giovanni, il castello di se promettete, mantenete, se no io faccio il loro interesse, la seccia e quello guarda che stai parlando di una persona che se qualche seccia a lui va bene, perché fa un mestiere un poco particolare. No. E gli date come premio promozione? Noi abbiamo stilato per loro, abbiamo messo a parte per loro un premio, vero vicepresidente? Se vinciamo i playoff. E quale? Impegnatevi pubblicamente. È un premio in denaro e basta. Non possiamo dire come, quanto e che cosa. Ariete, siamo inguaiati. Lino, l'ultima domanda che siamo quasi alla fine di questo campionato qua. Ti stai cominciando a fare. Hai già scelto il nuovo allenatore per l'anno prossimo? Prima cosa. Noi abbiamo un allenatore, non mi fate queste domande, abbiamo un allenatore e non dobbiamo scegliere altri allenatori, dobbiamo finire il campionato. Un'altra cosa, ci stiamo cominciando a muovere per il calciomercato? No, dobbiamo pensare a questo campionato. A proposito di calciomercato, io voglio fare i complimenti al calciatore Armellino
della Regina, che ha esordito domenica la partita con il Bari. Armellino è un giocatore di Vichequenze che ha giocato anche contro la Gelbison. Mi ha fatto venire in mente una cosa, saluto, so che questa puntata va anche su internet e su satellite, saluto l'attaccante della Cremonese allievi nazionali, Daniele Mascolo, che mi ha dedicato il gol che ha fatto la domenica scorsa. Daniele, ci vediamo a giugno e sei mio ospite a Cipro. Ci lasciamo la Cremonese, Gaetano, però dobbiamo fare un'altra. La Cremonese, ieri parlando di Cremonese, hanno annullato un gol alla Cremonese, 4 metri dentro peggio di Juventus Milan, una cosa clamorosa, clamorosissima. Allora dicevo, questo Armellino non è un under, è un calciatore già con un po' di esperienza, perciò io voglio dire ai ragazzi che ora giocano queste categorie minori, io penso che con un po' di impegno si può anche aspirare a qualche squadra professionistica, quindi non è mai troppo tardi, bisogna soltanto impegnarsi e che un osservatore sia presente sul campo quando voi fate una buona partita. Direttore, Emanuele parla di calciomercato, ma Gaetano Tolomeo è confermato l'anno prossimo? Vabbè, bravo, finalmente è arrivato dove doveva arrivare. Io a proposito vi faccio questa domanda perché stavo su un campo sportivo la settimana scorsa, si parlava di Capaccio Pessum e di un direttore sportivo che è in bilico. Io? Vabbè, qual è il problema? Non è un problema. Poi volevo chiederti, hai avuto qualche settimana qualche problema? Io non ho mai problemi, con Capaccio Pessum non ho mai problemi, a parte il fatto che se non lo faccio al Capaccio Pessum il direttore sportivo non lo faccio da nessuna parte, perché io lo faccio qui, perché sto nel mio paese, io faccio un mestiere, la televisione che io dovevo essere a Sport Italia questa settimana, non ci sono andato perché avevo la partita del Capaccio Pessum, è andata Daria e non sono andato io, ma questo lo posso fare solo per il Capaccio Pessum. Io voglio lanciare una cosa a favore di Gaetano. Gaetano veramente del Capaccio Pessum è innamorato, pure quando non ci stava dentro ne parlava sempre, il suo sogno era ritornare direttore del Capaccio Pessum. Ci è ritornato con molto entusiasmo, sta facendo benissimo, nessuno lo può criticare, nessuno gli può dire alcuna parola in male, come si dice, si vocifera. Secondo me, ma chi l'ha detto? Dopo ne parliamo. Allora è un problema. Secondo me, Presidente, sa, secondo me posso mettere da parte anche domani mattina. Secondo me lui è confermatissimo, grazie a lui si è creato un bell'ambiente, sta ritornando la gente al campo dopo tanto tempo che mancava dalla vecchia Poseidon, se ci ricordiamo, e sono convinto che oltre a questo bel campionato che faranno allestirà una grande squadra per l'anno prossimo per lottare per i vertici. Infatti Emanuele, anch'io lo credo, perché da quando il direttore Tolomeo ha preso in mano la squadra, il Capaccio è il direttore sportivo di questa squadra, il Capaccio Pessum ha gli stessi punti dell'Eboli Mare. Se noi facciamo il rapporto le partite giocate da quando tu sei direttore, saresti al primo posto in classifica, quindi Tolomeo è primo in classifica da quando è direttore sportivo di questa squadra, quindi ha portato almeno un po' di fortuna a questi colori sociali. Io devo dire, Lino, devo dare un grande ringraziamento alla grande professionalità e alla grande volontà e il grande sacrificio dei 3 presidenti. Io dico che questa squadra ha 3 presidenti: il presidente D'Amico, il presidente Squecco, Mario, e il presidente Sica. Io devo dire che io tutti i giorni sto a stretto contatto con Mario Squecco, è una persona eccezionale, un grande appassionato di calcio, ed è una persona che ce ne fossero nel calcio tante persone così, un giovane che io devo dire grazie a loro, grazie a lui, grazie ad Eustachio Vozza, che veramente stanno facendo delle belle cose. Io se sono al Capaccio Pessum è per loro, e posso dire, Lino, che se per il bene del Capaccio Pessum, io posso tranquillamente farmi da parte. Sono una persona che alcune volte attira anche un po' di antipatia, devo dire la verità, alcune volte sono anche cattivo, faccio anche il burbero, il cattivo, batto i pugni sul tavolo, però
io dico che è così che si deve fare e va bene così. Poi dopo se qualcuno vuole tenere Tolomeo fuori dal Capaccio Pesto, ben tranquillo, me ne torno al mio, io tanto non è che a fine mese perdo lo stipendio, è una passione il Capaccio Pesto, però se devo fare sta cosa, se deve succedere questa cosa, mi diano almeno la possibilità di riportare il vero nome della squadra di calcio di Pesto, che è la Poseidon, poi dopo possono fare quello che vogliono. Caro Gaetano, io so che il vicepresidente si aspira a Agnelli, il grande Agnelli, orologio sul polso, e so che stanno girando tanti allenatori che vengono a vedere il Capaccio Pesto. E guarda, ti voglio stuzzicare, poi so che ha anche scelto e ha pensato all'allenatore per l'anno prossimo. Cosa ne pensi? Non è bello dire così, dai, sorvoliamo su questa cosa, che queste cose non vanno dette in questo momento, non si deve assolutamente dire. Io so che come deve andare la prassi del calcio, e vi dico che questo è il momento di andare avanti e di pensare alle partite. Poi dopo al calciomercato si penserà subito dopo la fine del campionato, anche perché sappiamo che cosa ci andiamo a giocare, e poi dopo si pensa tutto. E allora domenica big match in quel di Acciaroli, l'Acciaroli è l'ultima chance per abbandonare il treno playoff. È partita difficilissima, questa è una partita che io ho avuto paura dal primo momento, anche perché sapete qual è il fatto? Avendo perso all'andata, noi adesso non ci possiamo permettere di fare altro risultato che non sia la vittoria, se vogliamo essere anche in vantaggio, perché sapete, arrivare a pari punti valgono gli scontri diretti. Ecco, noi siamo in vantaggio con il Proteggiano e in svantaggio con Casalmerino, e fino adesso con... E chi dici questo? Perché ci sono i due calciatori qua presenti. No, io lo dico sempre questo, io dico che domenica è una partita fondamentale. L'Acciaroli ha in ballo ancora un ricorso, non si sa che cosa succederà lì, anche se da quello che mi hanno detto gli addetti ai lavori il risultato non cambierà, però noi con i se e con i ma non ci facciamo niente, e allora dobbiamo aspettare e dobbiamo pensare che l'Acciaroli può prendere 3 punti a tavolino, e domenica si gioca la chance contro di noi. Perciò massima attenzione, massima concentrazione. Io ho già una brutta esperienza quest'anno in uno scontro diretto con il Casalmerino, dove ho visto la squadra giocare male, e questa partita mi aspetto una prova di maturità. Ma sembra che gli avversari quando giocano con il Capaccio Pesto non diano qualcosa in più, è la mia impressione. Questo sarà sempre così, e questo è importante evidentemente. Ma fate qualche domanda anche ai calciatori. Aspetta, io rispondo a Lino, perché significa che Capaccio Pesto è una squadra molto forte, se gioca tanto nel massimo. Allora io voglio fare una domanda ad Ariete, visto che Giovanni ti tiene così tanto a cuore, quanti gol hai fatto finora? 11. Giovanni ha pronosticato per te 18 gol a fine campionato. Io 15. Quante partite mancano? 5. Dovresti fare qualche doppietta, non ti sembra? Anche ai playoff ci sono, Ci sono pure i playoff. Però forse la classifica dei Canonieri viene conteggiata al termine del campionato, Gaetano. Vabbè, per un calciatore vale i gol in tutta l'annata. E poi quel voto che ho dato prima nella pagella per quanto riguarda la scuola, pure riferimento al tuo calciatore che non gli piace la scuola. So che non gli piace la scuola, lui però comunque in campo si fa rispettare. Quale ragazzo gli piace la scuola? Francesco, ti piace la scuola? Non tanto. Non tanto, ti sente mamma e papà, vedi? Che ruolo fai? Centro ala da sinistra. Francesco, stai calmo, centrocampista, dici centrocampista in generale, dai. Esterno sinistro. Esterno alto si dice ultimamente, dai. Sei uno che corre molto, quindi. Diciamo. Quanti chilometri fai a partita? Hai il contachilometri non funziona. Sei pronto? Non ti conta chilometri. Ok, ti è simpatico? Simpaticissimo, vedo che hai degli occhi molto belli, azzurri, complimenti. Io dobbiamo domandare alle ragazze. A proposito di ragazzi, vogliamo far leggere la top 11. Un attimo solo, voglio fare una domanda io.
Ah, ecco, una domanda. Al Pepe. Voglio fare una domanda a Ariete. Come stai fisicamente? Io sto male, mi dispiace dirlo, ma sto male. Ma tu lo sai che Ariete è un fantino? È anche campione italiano, vero? No, allora possiamo parlare di Siena. È campione europeo addirittura. Sabato giochi 2 volte. Davvero? Sì, Carlo. Allora quest'anno al Palio di Siena lo facciamo pure, Non posso proprio. Perché? Perché sul Palio di Siena il fantino deve essere alto minimo massimo 1,40 m. Hai ragione. Il mio amico accento. Nemmeno io posso cavalcare. Quello di ieri sera Non credo però. Sabato giochi? Ariete? Sabato giochi? Io stringo sempre i denti quando Sabato giochi? giocherò. Allora, vedere la partita, Giovanni? no, io non ti chiedo di No, fare. può darsi che andiamo a mangiare a quel ristorantino nostro, Giovanni, e andiamo a vedere la partita sabato. No, io non ti chiedo di fare 2 gol. Io te lo ordino. Mi piacciono le sfide. Devi. Ok. L'ultima cosa voglio domandare io. Veloci, Giovanni. Io ho visto un paio di partite di Bomber Ariete. Oltre ad essere secondo me un grande attaccante, ha un grande carattere. C'è uno che si... Non lo montare. No, ma è la verità, perché secondo me ha un carattere un po' irruente e secondo me i grandi attaccanti così devono essere, quindi ti faccio i complimenti. Grazie mille. Maria Rita, chi c'è? Carmen. Top 11. Vai. 1 Muro Agropoli, 2 Fariello Gelbison, 3 Fiorillo Montecorvino Campania, 4 Grimaudo Gelbison, 5 Criscuolo Acciaroli, 6 Dattilio Agropoli, 7 Viceconte Gelbison, 8 Tulimieri Gelbison, 9 Ariete Capaccio Pestum, 10 Doti Capaccio Pestum, 11 Panico Battipagliese, allenatore Tudisco Agropoli. Allenatore? Tudisco Agropoli. Bene. Mi sembra una colonia della Gelbison, è stato 11. Chissà chi l'ha stilata. Io no. Allora, l'ho stilata io personalmente perché la Gelbison, come ti dicevo, la Juniores sta andando forte, vincere il campionato e domenica scorsa 6 undicesimi della Gelbison hanno trionfato fuori casa. 6 under ha giocato la Gelbison domenica. Bene, ok. Giovanni, Pendolino. Sì. E su Città di Cava? Agropoli, Città di Cava. Agropoli, Città di Cava. Beh, dico ai cittadini di Agropoli, alla squadra, allenatore, portate le bottiglie, perché si festeggia. È festa? Bene. Gaetano, 3-1. Gaetano, una cosa, da quando lui incontrò Muro e disse tu da oggi in poi sei benedetto, sta facendo dei miracoli impressionanti e l'Agropoli prende un gol ogni 2 o 3 partite, quindi ti ringrazio veramente. Vuol dire di portare la bottiglia quando giochiamo con Cava, perché quel giorno lì automaticamente saremo in Serie D. Dimmi. Portate le bottiglie pure ad Acciaroli. Stai calmo. Me li state sviando sti ragazzi. Allora, io non faccio venire più voglio chiedere 2 pronostici al Mago Magiba, 2 pronostici pure io, Gaetano, da chiedere per 2 partite che giocheranno prossimamente. Una è Acciaroli Capaccio Pestum e l'altra è Chelsea Napoli. Vai. No, Acciaroli vince il Capaccio 2-0 e mi deve fare 2 gol ordinati. Vabbè, dai. E Chelsea Napoli sono problemi, vinciamo 1-0 noi. Va bene, ok. Io vi ringrazio. Un applauso a Maria Rita Di Nicuro, Carmen Pecce, Carlo Ariete, Francesco Marra, Lino Miraldi. Buonasera. La dolce e bella Alessandra. Emanuele Sicignani. Buonasera. Mago Magiba.
La bella Francesca e la stupenda. Come? La stupenda. Meravigliosa, affascinante Sabrina. Sabrina, quanti un grande applauso al nostro direttore di Pestumita TV, Gaetano Tolomeo. Grazie, arrivederci alla prossima puntata.